Jan, there's an issue we need to I discuss. like to be Let's alone, meet. please. So, what do you got for me? An invention, the loom. It's not. I'd like to invest. Not okay. I've used, but How is that so? I'm just. You see, Oh, yeah. in. Where my stuff landed here? This looks like a good spot to place the bridge anchors.
Should I take care of this now? Ok, vedi adesso? Ah già, perché si è fatto l'aggiornamento prima e non abbiamo Buonasera, allora controllato. quello. Buonasera quello, grazie mille che ci ha avvisato. Lo sai, siamo streamers ancora acerbi, sbagliamo sulle basi. Dopo ci frustreremo reciprocamente io e Gianmarco Va in bene. segno di punizione per l'errore commesso. Ok. Allora, è stata fatta pure la palestra. Quindi se adesso mi studio arrampicata economica, così consumiamo meno batteria, noi siamo personcine contenti. Un salve anche a te di nuovo quello. Tutto bene? Ok, quello è il giacimento di prima. Noi per riuscire a fare qualcosa di buono. Ok, stava un attimo inciampando. Per adesso sì, allora tutto a posto. Che deve succedere qualcosa di male? Magari ci attaccherà qualcuno mentre scendiamo qui, questo è poco ma è sicuro. Tu sei a lettuccio bello tranquillo e sereno. Poi papà, bonsoir. Qui abbastanza bene. Sono stato Tutto un po' bene. occupato in questi giorni, non sono riuscito a fare manco le live, ma stasera olè e mi sono detto assolutamente sì. Ok, allora sulle tracce dell'Interal continua a usare l'Illuminator e segui la traccia dell'anomalia. Allora seguiamo l'anomalia della sorella. Let's see where this leads. Aspetta, questa è la cosa che ci ha fatto male l'altro giorno. Ok. Oh, Gianma, sono riuscito ad abbatterla. Olla. E ci ha dato 4 di... non ricordo il nome al momento. Il Rapidium. Ok, abbiamo liberato l'area qua. Quindi mo funziona anche con questi. Oh no, gli sgrotoli. Grotol. Grotol Devi vedere la pallina all'interno. Oh, porca miseria. Li possiamo togliere in maniera fissa. Aspetta che ci sono gli altri che attaccano. Ok, ok. Ci possiamo difendere dalle bestie, Gianmarco. Possiamo pure ripulire il passaggio da quelli che ci sono intorno. Dai Roma. Perché è caduto? Non cadere. No, 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 che fai? Allora, Giovanni, non ti buggare. Ok, grazie Giovanni. Papà, a te tutto bene? Vai. Allora, dobbiamo tornare immediatamente dentro. Cibo ce l'hanno tutti. Cibo ce l'hanno tutti. Un attimo, come siamo messi? Un'anomalia distrutta rilascia Alx. Risorse potenziate convertibili in ciascuna delle risorse per ricerca la trasformazione per accedere a questo processo. Ah, è una cosa delle ricerche. Ok, allora un attimino per farci la palestra, magari così stanno pure un pochino rilassati.
Boris lo dicevano, o segreto è la palestra. No. Tu fai la palestra e stai bene. Allenati. Servono dei metalli. Servono dei metalli. Allora facciamo già i turni per domani. Voi che ci raccontate di queste giornate? Cosa avete fatto? Io ho appena finito aprire un sindacato del crimine con una graffetta, filtrato con una scrivania palestrata e spettacolato a malavoglia con un candelabro in finto argento. Dove c'è un trip di acidi? La Bella e la Bestia? Assomiglia un po'. Potrebbe ricordare. Ok. Allora, le 21 sono passate. Minatore a prendere ermetallo. Ah, no, date everything, è vero. È vero che è uscito in sto periodo qua. Io una prova gliela vorrei fare, per quanto possibile. Allora, costruzioni, uno già l'hanno costruito, GG, va bene così. Poi non possiamo fare questi perché ci manca il metallo molto probabilmente. Infatti solo 20. Per fare i polimeri ci serve 20 di materiale organico e ne abbiamo 8, quindi Scottie Pippen. Grandissime, grandissime Pippen. Devo mandare qualcuno di qua. Tecnico. Tu sei ancora qua, ma ci sono 10 pasti. La serra sta al 76%. Molto carino, ci sono tanti personaggi tutti doppiati, ognuno con una sua personalità. No, ma l'ho seguito, ho visto i trailer e quant'altro proprio perché così una prova gliela volevo proprio. Non lo porterò tutto in live, però poi quando lo trovo col sconto una piccola prova gliela volevo fare. Cosa è successo? Si sono concluse le riprese della seconda stagione di Daredevil Rinascita. E questa è una notizia che a noi piace tanto. Ogni tanto una gioia. Adesso date Adesso serie. possiamo stare un attimino tranquilli. Adesso concedetemi questa serie. Fatemi vedere un po' che succede. Allora, c'è una telefonata. Non so, capisco se è dislessia o canne pesante. Quello tu sei impulsi di un'altra chiamata? Sì, è arrivata un'altra chiamata. Lucas, che stracazzo vuoi? Ah no, la chiamata che ci fece sì, l'altra volta, 4 aspetta, punti. tutto sotto controllo. Cioè, anche che abbiamo poco tempo in realtà, ci restano tipo 6 giorni, 5 giorni. Erano 6 giorni. Quello più che altro è la voce che sto parlando tanto tutta la giornata, arriva a quest'ora che la voce non ce la faccio più e la dislessia si attiva a livelli pure piuttosto alti. Di merda sulla Disney per le serie. Vero, ma ringraziando a Dio la prima stagione è bella. Guarda, noi Quindi per l'altra la sera siamo anche riusciti a vedere Thunderbolts, simpatico. Stavo per di Thunderbirds, era un altro film. Tutto a posto. Ci siamo visti Daredevil, tutto bene. Ci siamo visti alcuni prodotti, tutto a posto. Poi ci sono altri che meglio non toccare. Tipo i prodotti Sony, Marvel Sony. Poi io ho idea di vederci in diretta sta benedetta Ironheart. Ma c'è lui. C'è lui. Dire un attimo davvero, perché ne sto sentendo di tutti i colori su quella serie, ma a me l'eventuale merda o la smentita che quella roba non è merda, io la voglio toccare con mano. Di merda, anche le cose mediocre sembrano. Ah, questo sicuramente è vero, No, dopo tutta la merda punto, che ti vedi, il vedere punto una dove serie ci avevano decente. portato, no, ma va benissimo così, guarda. Assolutamente. Ma proprio ad avercene. Lo mettiamo un film messo veloce. Ma quanto veloce di preciso questo film? Cioè velocissimo. Così. Fatto. Vabbè, ero anche a far così. Tutti felici, tutti contenti. Cibo c'è, i filtri ci sono, le cose le stiamo facendo. Mo non vi ribellate un'altra volta che si sta avvicinando il sole, per piacere. Non ti ribellare, ti ho detto. Allora, abbiamo fatto tante batterie per quei cosi. Quindi dobbiamo andare a prendere noi pure un po' di materia. 5 giorni all'alba, già noi in 5 giorni abbiamo un problema enorme. Il problema già lo risolviamo subito. Quindi adesso ci occupiamo di fare i paletti. Questo lo puoi pure rimuovere perché non ci serve più. Se metti Thunderbolts a confronto con l'era d'oro dell'MCU sembra un film di Snyder.
Effettivamente sì, noi ce lo siamo visti e ci siamo divertiti, scorre con piacere. Assolutamente. Molto, Non lo molto credevamo bello. possibile, invece è successo. Daredevil pure la stessa cosa. Altre cose, diciamo, Beh, vedremo. sono nel cassetto da vedere un giorno, In corso d'opera. che un giorno affronterò Marvels. The Marvels. The Marvels, esatto. No, io no. Lo affronterò in qualche modo. Io invece no. Ma proprio no. Oh, Gianmarco. Me ne fotto un cazzo. Avete fatto vedere Madame Web in live. Ognuno deve affrontare i propri demoni. Se Se ti ce l'ho interessa, fatta io, ce la può fare chiunque. Io Capitan Marvel non l'ho mai visto. Ho visto solo delle clip. What a week, huh? Assolutamente no. Il toro va preso per le corna. Vediamo Sì, se sì, sti sì. film hanno davvero delle corna o sono I found this. delle voci. I brought No, it ma on this Shulk non mission esiste. by- Non, No, non è mai nominiamola uscita. per piacere. Vediamo mano da Shulk. I Cioè, Noi è- non abbiamo visto quella serie con la Walk of Shame di Daredevil e It's one of a una few She-Hulk cool che non è keepsakes of our il childhood. personaggio di She-Hulk Yeah. sotto un certo punto di vista. Mom and I like to sit by it in È il the figlio evening, di Hulk talking che and poi joking. Hulk, Ah. figlio che It fino a fa... reminds me of that period when life was challenging, but also really fucking great. Perché fare un film su Planet Hulk, far uscire il figlio di No, Hulk? Fare... no. Ah, scusate ragazzi, il momento che ero nello spazio con i raggi gamma ho trovato una tribù che è Ora ho un simile, figlio. tutti come me, guarda caso, stranamente, c'ho un figlio, va bene. Brutto, tra l'altro. Ma proprio Se leggi i brutto, fumetti forte. c'ha tutto più senso, ma detta così sembra buttata proprio, passatemi il termine, a merda. Chiedo scusa, signor Hulks. Mi pare un po' esagerato. Dottor Allora, Scotti, dottor Scotti, per piacere. mi consenta. Sì, ma a questo punto, allora, quello che penso io, se devi sminchiare le cose, almeno, ma falle bene, sminchiale proprio con divertimento, con gusto. Totali proprio. Fai che proprio lo spettatore, quando vede certe cose, non se le aspetta, come dovrebbero fare certi prodotti. Come dicemmo pure l'altra sera in live con Ironheart, scusaci, perdona se te lo diciamo, ma hai avuto una serie tu Disney Marvel chiamata Agatha Harkness che hai fatto uscire dopo 78 anni perché ci hai lavorato tanto sopra, Ma è Agatha, dove si vociferava che c'era Mephisto e Agatha Harkness, demoni, inferno, streghe, Mephisto. No, esce in Ironheart. Perché? Perché no. io che amo Sacha Baron Cohen mi devo andare a vedere quella serie per vedere lui come ha fatto Mephisto? Stavo stessi dicendo un'altra cosa. Perché Marvel e tu Disney fate queste cazzate? Perché sono cazzate. Poi se sto dicendo cazzate voi me lo dite in live, ci ragioniamo su. Senza problemi. Però che se c'è una serie ambientata nell'oscurità, tu Mephisto glielo vai a mettere, sarà messo a livello di trama che per qualche motivo deve fare il patto col demonio. Però allora se le prime puntate ho capito che il casino è che era tutto improntato sul sono una ragazza di colore, sono donna, devo essere meglio degli altri. Quindi tutto il risultato della serie è che tu non ce la fai e devi fare un patto col demonio per diventare migliore degli altri. Ma tu stai facendo, Questo è il messaggio che manda la stai serie. facendo un patto con Sacha Baron Cohen, anche io lo farei. Ma con lui sì. Senza problemi. Però quindi tutta la serie, che cazzo tiene senza sta Ironheart? Scusami se finisce così. Boh. Vabbè, lo scopriremo in live e diremo cosa posso tante dirvi? parolacce a sto punto. Perché Ma Vabbè, ma lei è forte. a sto punto fammi Ironheart e esce Pippo Baudo alla fine per fare il cazzo, non te lo aspetti, Ma è un Pippo colpo Baudo, di scena. che c'entra Pippo Baudo? Pippo Baudo tu lo metti ovunque, sta bene sempre. Allora, per me va anche bene, però non capisco perché tu all'improvviso lo cacci fuori. C'hai un cazzo di bouquet di personaggi utilizzabili in vari modi, li scrivi tu i film, porca la miseria. Che sfacci? Mettila un attimo le cose in modo corretto. Scinda con me. Li vuoi sminchiare? Sminchiali per bene. Sminchiali pure. Sai che Thanos invece delle gemme dell'infinito viene a Napoli e si viene a mangiare i taralli dell'infinito? Cioè, Buoni, fallo taralli proprio dell'infinito. divertente a sto punto.
Tarallo dell'infinito. She-Hulk non è una serie da perdonare, sarebbe un attenuante, no, è una serie da dimenticare, Sì, punto. ci stanno i taralli. Quello sta a macchina i taralli qua, dove ti giri abbiamo i tarallifici, tu entri, Sì. ti abboffi di taralli buonissimi tutti i momenti della giornata che vuoi. Tarallo, ralla faceva così. Non penso. Sbagliato. Allora, quanto ci vuole nella sierra? Nella sierra. Senti, tu vai qua, signor botanico. Fai un attimo sto cambio tecnico-tattico. Ragazzi, sono andati in miniera. In miniera! Schiavi! Allora, zii, ne dobbiamo rischiare solo in un modo. Dobbiamo fare un piano intelligente. E non Un è da piano noi. intelligente. No, e non è da noi. Ma io non mi fido di queste tue parole, Lozzi, tu stai dicendo falsità e menzogne. Ma Ironheart è un pessimo personaggio, brutto anche nei fumetti. Proprio oggi ho guardato un video al riguardo. Nel periodo in cui tutti gli eroi venivano sostituiti, avevano seno perché erano collegati. Falcon spalla di Capitano America che diventa il nuovo Cap. Jane Foster, la ragazza di Thor, diventa la potere Thor. Ironheart, Tony, la raccolta caso solo perché è un genio ingegneria e basta. Ma personalità non appare, non ha carattere. Questi film appartengono al filone Disney Marvel, dove per portare avanti le pratiche di inclusività e prendersi soldi, soprattutto per quanto riguarda le politiche dei, non so cose che dice Vincenzo, ma sono situazioni che, ragionando su tutto quello che sta accadendo e che è accaduto con questi film, ha portato a far uscire questi personaggi scritti nei fumetti in un certo modo e trasportati per interessi non di trasmettere il personaggio, ma di far soldi e di sembrare e fare inclusione, a sminchiare tutta la situazione. C'è Thor negli Avengers? No, frega cazzi di Thor, ci vuole la nuova Thor perché bisogna far vedere che le donne sono più forti. Stessa cosa con Ironheart, stessa cosa questo, stessa cosa quell'altro. Ben dimenticandosi che i fumetti, da dove stanno traendo spunto per questi telefilm, cioè queste serie, questi film, per qualunque cosa, sono tratti da fumetti che hanno sempre tentato di spiegare, anche nel rapporto umano, come il sentirsi diversi ed essere dei supereroi non dipendesse da chi ci fosse sotto il costume, ma da quello che facesse. Che cazzo me ne frega che tu mi fai un film di 1 ora e 40 per dirmi no, tu hai presente Thor che è forte? No, c'è Thor femmina, è più forte Thor femmina perché è così. Io non mi posso vedere 1 ora e 40 Vabbè, di... questo no, però c'entra di questo... meno, perché nei fumetti pure, come No, dice è Papa, quella la differenza. Nei è fumetti così. è così, però viene trattato meglio e viene spiegato nelle tavole in un certo modo, al meglio di chi è l'autore o tante altre cose, mentre nel film è stato fatto in maniera... È un po' inutile, diciamo. Il problema di rottura dei film Marvel è uno soltanto, perché il declino è iniziato per me da quel punto lì. Avete presente Avengers Endgame? L'avete visto? Voi in chat l'avete visto? Già, ma tu che tu dica fa? No. Ok. Papà penso che l'ha visto. Esattamente. Ai tempi. Esatto. Il problema qual è, secondo me? Nel momento in cui c'è stato il momento Girl Power in Avengers Endgame, era un'ottima occasione che da lì ha portato a tutta una serie di casini e problemi che ha portato a tutti questi film e serie di un certo tipo. Che da lì i film non erano facciamo i film dei supereroi in base ai fumetti, ma prendiamo i fumetti, modifichiamoli per lanciare un certo tipo di messaggi e via. Piacciono, non piacciono, sono venuti bene, sono venuti male. Se percentuali alte di persone al mondo dicono che certi film o serie non sono piaciuti, ma fa che siamo noi stronzi proprio che non li abbiamo capiti infatti, di base e siamo stupidi davvero. Ma infatti poi, secondo me la verità è quella, lo diciamo, noi non abbiamo capito. Perché uno vuole pure un attimino pensare che ci possono essere problemi, però aspetta un attimino.
e non piace a me, non piace a te, non piace a un altro, e non piacciono a tante persone ma con spiegazioni motivate, Tu domande me le farebbi? ma fa che forse Ma forse sempre quelli che non hanno capito manco il cazzo, come diciamo qua da noi, non siamo noi. ma magari siete voi? Fatto tanti film in un modo, fatto tanti soldi, successo, ho iniziato a fare film in un altro, Esatto. Scusi, non ci troviamo. nessuno se ne è reso conto. Vabbè. Su Colin. Io me lo voglio pure accollare il messaggio sociale in un film perché è bello mandare messaggi. Ma parliamo in termini di durata. Su un film di 2 ore, se mi lanci un messaggio sociale di 20 minuti, io me lo ascolto con piacere. Sono contento che un'opera vista da tante persone porti un messaggio positivo. Pierluigi, buonasera. Buonasera per Luigi. Ma se mi devi fare un film di 2 ore, 1 ora e mezza, una propaganda politica su certe cose, a me mi rompe il cazzo. Non è proprio Ma il fammi- massimo. Ma siamo persone semplici, paghiamo il biglietto del cinema per divertirci, farci vedere sti supereroi Sono che un ragazzo vivono, nel chill. ci menano, c'è una storia corretta sotto e quant'altro. Che lui di come stanno rovinando le cose Disney e quant'altro. E She-Hulk non è mai esistita, la miglior cosa è far finta di niente, non è mai esistita. Non c'è. Se vi dico che non c'è, non c'è. No, non c'è mai stata in via. Metallici ne abbiamo tanti, facciamo così. Facciamo così. L'avamposto il minatore che prende di più e il tecnico nell'officina per farci gli oggetti. Abbiamo finiti pure The Filters. Siamo nei guais. Disney ha appena preso l'ultima tramvata nei denti comunque. Ha preso la tramvata di Elio che ha preso il record, mi è parso di leggere, come peggior film Pixar, come incassi che ha fatto finora, ed è un film sulla storia di questo ragazzo queer e la storia viene portata avanti in un certo modo. E torniamo al discorso di prima. Non è il problema trattare certe tematiche in alcune opere, è il modo in cui si fa. Se voglio capire al meglio come funziona o come si comporta qualche persona che si identifica come queer, ci sono ormai video su YouTube che è un po' una specie di enciclopedia dove dicono informazioni corrette. Vedo là e mi faccio la lezioncina e mi imparo le cose. Ma un cartone per bambini, mi fai vedere una cosa del genere? Io credo che i bambini debbano da soli capire come girano certe cose e poi scegliere da soli. Se tu gli fai vedere al bambino il film Pixar a 5 anni, mamma voglio fare la queer, che non capisce che cos'è in quel momento. Ma a 5 anni che cosa devi capire? Sei piccino, quando cresci capisci certe cose e vai avanti, sei liberissimo di farlo e hai tutto il diritto di farlo. Ma leggevo pure ieri che c'è il problema, sta succedendo un po' di maretta in America negli ultimi giorni. Mi dispiace dirlo, c'è stata una dichiarazione, sembra ufficiale, sto cercando il video per avere la conferma. Pedro Pascal ha detto: ragazzi, non rompete il cazzo per i Fantastici 4, è un film fatto anche per supportare le comunità LGBTQ+, per supportare questo, per supportare quello e quell'altro. Già ci sono persone che si stanno schierando ancora prima di aver visto il film. Se non ti piace, sei omofobo, scusi, ancora me la già anche su film, fammelo vedere prima e poi mi fai una mappina con quello che dico. Sei d'accordo con questa cosa? Assolutamente sì. Poi noi, che siamo persone intelligenti, non ci uniamo al carro delle polemiche e c'è Silver Surfer però è donna. No, Però quello è canonico. è canonico nei fumetti, ci va bene. Nel film, vedendo anche il finale di Thunderbirds, non posso dire l'altro titolo, se no faccio spoiler per chi non l'ha visto. No. Si capisce comunque che
c'è ancora sto cazzo di multiverso che Disney ha usato a cazzo, una grandissima occasione sprecata. Uno spreco, si sono d'accordissimo con te. Quello dove è ambientato il film dei Fantastici 4 è un universo e c'è la versione femminile di Silver Surfer, e uscirà forse anche quello maschile. Quindi non ci appelliamo che ogni cosa che appare nei film è woke a rogo, no. Però se Pedro Pascal mi fa un discorso del genere, io tremo. Io i Fantastici 4 li voglio bene. Sì, ma pure io voglio bene. Facciano cazzo di film buono, perdonate se mi sono dilungato, ma non riusciamo a capire come oggigiorno, con tutti i soldi che Disney sta perdendo, come cazzo, perché non mette soluzione e capisce in maniera definitiva che fare film e portare opere in un certo modo le sta facendo perdere un casino di soldi? O siamo noi troppo intelligenti che abbiamo capito sta Perché cosa e dovremmo stare noi ai vertici della questi Disney? soldi persi non Come- bastano. Anche perché basta che qualunque dirigente Disney apre Google, come apriamo noi comuni esseri mortali, scusa, pareri e recensioni su questo film, tu ti vai a leggere tutto Sì. e ti fai un quadro generale. Guarda, per Luigi, se non mi sbaglio, la moglie di Silver Surfer già c'era in degli albi passati. No, qualcosa sì, me la ricordo pure io. Quindi ci sono molti che stanno facendo polemiche e no, c'è la versione femminile, che schifo. No, ragazzi, non estremizziamo le cose. No, esatto, il problema principale che c'è stato lato Disney, ma purtroppo anche per il mio carissimo e amatissimo Star Wars, che ti possa riposare in pace, che ormai Star Wars è stato preso, trucidato, ammazzato in E tutti i picchiato. modi, grazie a The Acolyte, grazie per aver preso 38 anni della mia vita in cui seguivo Star Wars, la trama con piacere, anche l'universo espanso, avermi fatto una serie di merda. Ehi Vincenzo, tutto quello che hai visto in questi 30 anni Ma da... serve a un cazzo. Ma non è così brutto. No, Gianmarco, hanno preso il mio migliore amico di 30 anni e me l'hanno ammazzato sotto gli occhi. Ma secondo Scusate il paragone, ma è stata una cosa bruttissima che per me ha fatto la Disney con Star Wars. Era meglio che se la teneva George Lucas a sto punto. Il problema grosso sono quando hanno iniziato a gender swappare e a colore cambiare, mettiamo così, Sì? personaggi per vari motivi. Che ci siamo dimenticati dell'ultimo Fantastici 4? Non so a cosa ti riferisci. Ce lo siamo dimenticati. Non so assolutamente a cosa ti riferisci. E poi dobbiamo aspettare le risorse e almeno qua stanno costruendo. Ok, un ancoraggio per il ponte è fatto, possiamo già pure andarlo a mettere, aspetta. We're out of resources. Should I go there instead? Ok, sono finite le risorse qua, quindi tu comunque ne hai fatti un bel po'. Quanti ne hai fatti? Allora, se andiamo così, a noi ce ne servono 80. Polimeri 10, ce ne servono 70. Ci sono le storie dei fumetti, non le volete passare uguali per non fare il copia e incolla, perché almeno anche chi ha letto i fumetti e sa qualcosa va al cinema, spende i soldi e si diverte. Anche quella è una cosa buona. Però, benedetto il cielo, va bene che c'è il multiverso e possono esistere versioni di vari personaggi, ma se di base i personaggi sono conosciuti in un certo modo, perché cambiarli? La Disney sta avendo un grosso caso di entrate dei suoi partiti, ha dovuto fare del ma appunto la A saperlo Disney, ci andavo. le persone purtroppo stanno da un lato giustamente perdendo fiducia in Disney, e ti vedi i problemi con i film e ti vedi i problemi con le serie, Sì. e provi a fare un discorso e provi a seguire gli attori È che veramente lavorano una per lei, rottura di cazzo. e senti una cosa e ne senti una, oh, ma se noi spendiamo dei soldi andando al cinema è per rilassarci. Io non mi... Che cazzo sei? Poppolo super più tu? No, ma popolo.
Mortacci tuo. Allora, dobbiamo farne almeno... Ehi. 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 Ok. No, questi non dovrebbero attaccarci. No, aspetta, le ultime parole famose, fermo. Ci dobbiamo ripulire il passaggio. Là sopra. Oh, pezzetti di sterco. Lo spoglios hermanos. Cioè, non c'entra un cazzo, però era bello da dire. No, come riempie la bocca. Lo spoglios. E il bello è che sta facendo tutto lei. Tu hai i diritti Sì, dei sì. personaggi. Tu puoi assumere chi ti scrive i film. Tu puoi decidere chi li gira. Tu puoi decidere tutto. Qui se non tacci tu e non sei capace di tornare o di capire determinate cose. No, qua dobbiamo tornare con la batteria, se no i poppoli qua ci fanno male. Poppoloc. I poppoli fanno male. Allora, andiamo a mettere Opilone. 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 Classici 4 sempre va bene, spero in sola cosa, sì, quelle che salvino Shulk dall'oblio. L'unico modo in cui è possibile salvare Shulk, Papa, e fare in Cancellare la modo, serie. quando ci sarà il reboot dell'MCU, che sembra dopo tutto sto casino di Thanos, Thanos riapparirà in qualche modo, Sì, ma dovrebbe secondo me. già forse essere confermata sta cosa. Quando appare Doomsday e cose varie, si prende un altro universo, si prende un'altra Shulk, si dice proprio quella versione lì non esiste, No. non è mai esistita, ragazzi. No, ma sti poppoli mo si muovono tutti, Gianmarco, è un problema. No, ma non è un problema se la Dobbiamo guardi in un caricare la altro modo. batteria. No, dobbiamo ricaricare la batteria e poi tornare qua. Lì dobbiamo abbattere queste cose. Fidati di me. Gli stronzoli si stanno evolvendo, porca. No, Dottor Doom per Luigi Doomsday era il nome del film. Poi ci stiamo pensando, perché Il mio poi c'è anche sogno Doomsday. e vedere portato almeno in un film, non dico una trilogia, Ok. però fatto in modo corretto e giusto, l'universo Amalgama. Amalgam, mo non Wow, ricordo- sì, chi già non sanno fare personaggi normali. Allora, tu pensi quello che sarebbe fanno? il sogno di tutti, un bel film fatto bene, Magari, per vedi carità. un bel fight, Batman contro Spider-Man, tu ti metti là al cinema, io glieli do il 10 euro del biglietto con tanto di popcorn, fatto bene. Ma me lo devi scrivere bene il film. Sì. Ma allo stato attuale come cazzo fanno a scrivere? Stai bene? sicuro? Okay. Già con una società da mettere d'accordo e ci sono casini. Sony, Eh? Chi? Tu l'hai Madame Web, detto. Ehi, Kratos, Kratos. o cugini grave. Mobius, Però non c'è bisogno. Mobius. Cioè, ti stai attaccando ai dettagli. Mobius è un bellissimo film. Ok, Tu l'hai visto? non ancora. Allora non parlare. Mi è bastato Madame Web. Va Anche benissimo quello è un così. bel film, va capito? Tu non lo capisci abbastanza. Mostro. Non un film, una serie, ogni episodio un fight diverso. Sì, bello. Una serie tutto a combattimenti sarebbe figa. Ogni puntata un fight diverso. Fatela, Sarebbe fatela, forte. bello. Guarda, Sarebbe azzardo, molto una forte. cosa possibile, una Figa. sorta di collaborazione, farla sotto forma di disegno, così non devi manco sprecare tanto per gli attori sì, per come no. girare le Ci scene. potessi sta. No, facciamo Shulk perché deve twirkare per far vedere No, certi cazzo. discorsi qua. Vabbè. Intanto alla fine chi chiama sempre Daredevil. Ecco, quella è l'unica cosa corretta Un grande. e coerente. Cioè, è veramente un grande. Dice, là, io le trombo tutte. Ok, ne deve fare soltanto 2. Siamo messi bene. Obvious, I know. Ragazzi, facciamo noi il filtro, aspettate. Caccia bullet. Honest conversation. Dai, finisce almeno questo. Then compass. Ok, When are you going to fix things up? allora, un paio di batterie le ha fatte. Into di raffineria, c'è ancora questo da fare e domani mattina ce li fanno.
scendiamo a 2. Ok, quando siamo arrivati a 4 li togliamo così almeno non consumiamo le risorse. Questo le sta facendo, un filtro c'è, 4 kit di riparazione ci sono, tutti a letto. Sono a letto. Aspetta, si va a letto, però tanto lo fai in animazione così ti sbizzarri. Sarebbe Cioè, fighissimo. i modi, le idee, persone che sarebbero capaci di scrivere certe cose ci sono, però no. Vi beccate la no, merda ha che detto facciamo no. noi. No. Nella vita. Si va a letto? No, tra un po', è ancora prestino. Altri 20 minuti riusciamo a farlo. 4 giorni all'alba, Gianmarco. Eccola. Allora, iniziamo a fare la prima parte del piano, così guadagniamo del tempo. Allora, oggi ci servono i pollimeri. I pollimeri assolutamente. Per fare i pollimeri ci vogliono i minerali, quindi tutti togli dall'avamposto. oggi. Hanno fatto lo state of play. Ghost of Yotei. Ah, ok, ho detto che mi sono perso la notizia. Io vado a Mimir che è tardi. Buonanotte, papà, grazie mille che sei passato. Ciao, bell'uomo. Minatore a prendere i minerali, che sono quelli che abbiamo di meno. Sono finiti i pasti, quindi botanico tu vai qua, tecnico tu vai in raffineria, perché così tu passi tutti sti materiali qua e sono sostanze per i polimeri, più i minerali che prende quello. Dobbiamo andarci a fare un giro noi. Ma come quello? Quello prende i minerali? No, quello inteso come alters, non quello, un altro quello. Siamo pieni di quello. Capire. Ma tu mi fai gli scherzoni Quello burocratici. è ovunque. Dice Pierluigi, hanno pensato, tanto gli appassionati dei comics, essendo idioti, lo vedono lo stesso, e se ci mettiamo anche la robazza woke ci vanno pure i giovani democratici americani. Si è visto come ha funzionato bene. La cosa è quella, qualcuno è andato da chi caccia i soldi in maniera pesante, gli investitori, o c'è qualche investitore, purtroppo ragazzi si è creato un po' di casino su tutta sta questione woke, non woke, mettiamola così. Via gli occhiali. Ma grazie, va proprio per... Dove siamo? E mo come Cioè, cazzo? tipo Mr. Magoo. Mi scusi, lei? Sei giovane. Ok, almeno si prende del rapidium, che male non fa mai. Allora, Vi lascio così, grazie papa. grazie mille. Allora, The Pylons. One Pylons is here. Sgrancissi. Vai, ci sta. Grazie, Sono quello. le 7:56 di mattina, è presto ancora, ragazzi. Là, qua Ragazzi, no. di solito a che ora vi svegliate la mattina? Giusto per conoscere un po' le vostre abitudini agroalimentari, mettiamola così. Agroalimentari. Ok, a sto punto qua possiamo fare. Scendiamo di Mezzogiorno, due. e grazie a cazzo quello, tu non fai niente dalla mattina alla Però sera. tu sei nel periodo più bello della tua vita e ancora non lo sai. Ci arriverai un giorno. Come Stai riderò. alle 12. Zucca, ci sta. Però è vero, purtroppo quello, non fa un cazzo. Allora, sei fortunato in questo momento ed è giusto così. Sì. Tranquillamente. Allora, prendiamo noi un po' di materiale a sto punto. E un po' di bobazzella organica qui. Un cazzo è una merda. Quello ti farò vedere quando inizierai a lavorare come la tua vita peggiorerà a dismisura. Tutti i giorni piangerai, come facciamo noi. In un angolo, poi vai al lavoro, la giornata finisce e dici voglio morire. Sì. Ma spero, non ti preoccupare, quello lo succede. No. Ok. Io ti capisco bene quello, non preoccuparti. L'istinto di buttarsi sotto a un camion è sempre più alto. È dietro l'angolo. Mi tolgo questa merda dai coglioni. E quello però quando caghi
devi cagare nel gabinetto, non sui C'è un coglioni. posto predisposto per quello, quindi Cioè, se non la fai lì... se ti caghi sulle palle è normale che poi succede questa roba, capisci? No, questo ci serve per il materiale organico adesso. Ok. Allora. Non siamo messi male, 2 piloni messi. La giornata è appena iniziata e possiamo ancora continuare a costruire. Ma i piloni dove ci mettevano gli infami? O piloni. O piloni per il ponte. Capivo? No, non deve Per il succedere ponte quello già che... abbiamo il teletrasporto fino a lì, quindi... Ok, penso che i 3 minuti sono passati. Oh, non ci vedo. Allora... Cioè, se pensate che adesso vada male, non preoccupate, poi giocare. Il brutto è conoscere bene l'economia. Io Esatto. spero di vedere il mare quest'anno, in qualche modo, lo voglio vedere, almeno una volta. Più che altro voglio vedere uno dei miei migliori amici, quindi spero di riuscire a liberarmi. Ah, va bene così. Se non ti ha già bannato dopo l'ultima volta. No, perché mi ha dovuto bannare? No, mo ti banna, Rozzi, mo che vai là, c'è il cartello Cioè, con il la tua cartello, faccia. tu non puoi entrare. Non puoi entrare. È possibile, sì. A sfregio. Ok. Serve qualcuno in officina. Indovina chi va in officina a fare gli oggetti? Quello. No, quello. Ah. Noi. Pensavo quello. No, non possiamo no. andare a quello. No. Yeah. Officina. Facciamo un pilone. Ok, arrampicata economica imparato. Hey, man. Ok, ci abbiamo pure i materiali per fare l'altro pilone. Un pilone. What a way. So, do you have time for a little job evaluation? Ok, allora. Excuse Abbiamo me? anche gli altri 2 piloni, tutto a Great. I posto. think there's room for improvement in the speed of your work. Ragazzi, non litigate per piacere. Right. Scienziato è dato a dire al tecnico, tu potresti lavorare meglio. Va bene, va bene. Con i filtri ne abbiamo uno, quindi per 24 ore siamo a posto. Cazzo, volevo uscire a mettere i piloni rischiando al minuto? Non si può fare, va bene così. Però domani almeno ce ne dovremmo andare da qua. Il ponte lo possiamo mettere. Ci vediamo un altro film. Almeno così li teniamo un attimino svegli, attivi e divertiti. Da dove siamo pure cagato cazzo se avremo lo stesso film, però. Ho capito, già, ma questi stiamo trovando al momento. Cazzo è poi che stavano vedendo mo? No, ho messo il primo. No, quello degli alieni. nello schermo che c'era alla fine, era una corsa di qualcosa. Che cazzo? Hello, Jan. Corsa di Forse un in videogioco. motocicletta. Sì, è perché c'è la console sul tavolo. Guarda. Allora, domani ci sveglieremo tardissimo, però sti Katzen, perché abbiamo sia l'arma per combattere sti Katzen, più i 2 piloni che andiamo a mettere proprio subito. 3 giorni all'alba noi ce ne andiamo. I piloni dove seppelliremo quello? Quei Dobbiamo piloni. andare subito da qui immediatamente. Allora, ci colleghiamo qui. Dobbiamo però fare una zona di questi qua. Allora, già abbiamo acceso la traccia. Nella serra non c'è niente da fare. Il cibo ce ne sono 5 materiali. Quello allora che organico. cosa? Allora un cazzo, quello comando io qua. Ricordatelo sempre. Insieme. Semmai proprio. Non dire niente, Ah, no, gioca. Tu annuisci e basta. Annuisci. Ok. Voleva avere un attimo voce in capitolo. No, Giusto per no, fare una cosa tu nuova. devi fare gli alter, fammi parlare con Vabbè. quello. Dicevo quello, qua comando io. Annuisci. Rivoluzione. Banna subito questo utente. No. Bannalo. No. Ok. Mettiamo l'acqua. Ma se butti l'acqua già va. Finisce proprio A totale. te io vado a casa e gioco. E io no, però. Ho capito, Questa è una cazzo tu, cattiveria, perdonami. tu non lo Mi banni, consenta. è una Ma cattiveria non ha verso fatto di me. niente. Ma non ha fatto niente, dai. Si sta, guardalo, mi ha chiamato bastardo. Ma in senso affettivo c'è la V. Ma non c'è l'affetto, a parte che la B sarebbe anche peggio in questo caso qua. Allora.
iniziamo a fare così. Bastardo! Ah, che bello usare uno di batteria soltanto. Tale. Ok, allora. Missione Ovilono. Opidone! Qui già l'abbiamo attivato e dobbiamo capire sti cosi che fanno prima di spostare. Ehi. Ok. Allora, costruisci pylons. Prendi tutto. Con che prendi pathos. tutto. No, Pippe Vai, Baudo, Pippe Baudo. Attacco! Crepa! E molla sta roba. Ok. C'è qualcun altro? Grondels? Quanta energia ti è rimasta? Pochissima. Noi dobbiamo solo mettere sto pilone e siamo a posto. Oh, pilona! Fatto, oggi Lo ce ne possiamo andiamo. attraversare? Ce ne andiamo. Sì. Boom! Abbiamo anche il passaggio. Allora, Attraverso, non aver No. paura. ok, la ruota si può muovere. Ce ne dobbiamo andare da qua, oggi. Nello zio, in realtà oggi dobbiamo fare un'altra cosa, perché noi sti cosi qui, segui le tracce, non li abbiamo fatti, non sappiamo qual è il premio che ci dà. Vabbè, ci abbiamo tutta la giornata di oggi. Almeno uno. There's nothing more to do here. Se Should io I go faccio there? così, si carica? Sì, più o meno. Bisogna fare... Ok. Che quello là qua vicino già abbiamo liberato molti più cosi. Sì, vai nell'officina tu botanico. E nel frattempo... Allora, tu stai prendendo il materiale organico, quindi di conseguenza qui ce ne vogliono 50. Alix in sostanze organiche. Ma Half-Life. Half-Life, Alyx. Ah, aspetta. Fatto tutto. Questo in raffineria. Questi al momento non ci servono più. Suca. Facciamo che questi si dovrebbero prendere per com'era la ricerca. Gli Ilex si dovrebbero convertire in base anche a quello che prendiamo dalla stanza che abbiamo fatto. Aspetta. Abbiamo fatto la stanza dove fanno i loro bisognini. Sì. Vuole fare un po' di manutenzione, la zia, ha detto il bro. Allora, in officina non c'è più niente da fare. Noi in raffineria giustamente non abbiamo più niente. Allora, tu vuoi sistemare un po' di cose. No, in realtà fai. Tu vai qui. Tu inizi ad andare qui. Perché noi possiamo già iniziare a fare altri 10 di cibo, così poi ce lo cuciniamo e siamo a posto. Should I do this now? Aspetta, tu non c'è più ricerche disponibili? Allora, io bro. Ti fai capacità della sonda e ce la troviamo dopo. Arrampicata Più questo- economica pure, però così non era. No, già ce l'abbiamo. Ah, già quando è prendiamo bianco uno, così, sì, ok, sì. perfetto. Così abbiamo tutte le ricerche fatte e poi lo mettiamo a fare altro. Allora, noi ci dobbiamo mettere il Lumisnol, che da qui faceva apparire tutti questi. Noi dobbiamo seguire questi e capire dove portano. Forse devi salire, mi sa, oggi vanno verso l'alto. Credo di sì. Oh, di qua. Ehi, Vediamo di qua. Così riusciamo a fare pure le cose in tempo e spegniamo. Sì, vai tranquillo. Grondels. Su e giù. Lui continua di qua. Gianmarco, io seguo. Abbiamo preso 14. Ah no, ha preso il tecnico. Sale qui sopra, già. C'era Vamos a qualcosa. bailar esta vida nueva. Oh!
Aspetta. Tu che fai una Vabbè. volta sconfitto? Che cazzo? Un materiale nuovo? Campioni planetari, una risorsa rara e preziosa per la ricerca sì. avanzata. Dobbiamo cercare su tutti i Dobbiamo pianeti. andare a prendere pure quello là, sono i punti Bra- luminosi sulla Bravo mappa. quello che mi ha continuato la canzone. Vamos a bailar questa vita nuova. Allora, ci possiamo anche permettere il russo di ricaricarci qui. Russo. Lusso proprio, Giamma. Ne andiamo qua, ce ne torniamo. L'altro era qui. Ne torniamo Pylons. Ok, mentre loro stanno lavorando, ci completiamo e ci prendiamo sto materiale raro. Torniamo dentro. Ragazzi, andiamocene, arrivederci. È stato buono. È stato Se no un moriamo piacere. tutti. No, è stato un piacere. È successo qualcosa all'improvviso, Giamma. Il pianeta aveva scelto di risucchiarti. Allora, questo va da quest'altro lato. Noi dobbiamo andare di qua ci sono gli sgrondels. Vediamo anche di toglierci gli sgrondels da mezzo. Oppure iniziamo a capire dove dobbiamo tornare poi avanti e indietro. Sgrondels va di qua. Qua aspetta, c'era qualcosa. Dozio. No, già Ah, esaurito, già ok. esaurito. Ehi, calmo, calmino, Vieni a me, bastardo. calmino, stai calmo. Allora, i brachiosauri stanno qua. Tu vedi tutto di qua. Ah, è che siete una piaga. Che tanto è l'una, abbiamo ancora del tempo. Io non posso fare un altro di quei paletti. No. Sì, invece Gianmarco, aspetta, è fatta. Ne colleghiamo questi due qua. No, non lo possiamo mettere. Per ricaricarci la batteria. Allora, questo va di qua, tu vai di qua. Giri di qua. Tu vai di qua. Però non c'è più energia per purificare. Dozio. Però vediamo un attimo di capire dov'è almeno. Dai. Ok, poi vai di qua, te ne vai di qua. Perché di qua siamo vicini. The module needs repairing. Should I work Ok, somewhere manda il tecnico. Arriva la The soluzione. module needs repairing. Should I work somewhere else for now? Sì, fate a cambio. Fate a cambio mentre lui la ripara. Eccolo qua. Magari ce la fa. L'ho fatto proprio al Culo. pelo. Ok, ragazzi, ce ne andiamo da qua. Suca. Ma dove dobbiamo azionare la ruota? Come cazzo funziona? Ma andiamo nella ruota e penso possiamo partire tranquillamente. Possiamo passare, dobbiamo vedere mo il percorso se è libero, però sta zona, la macro area qua, abbiamo preso tutto. Abbiamo esplorato in lungo e in largo, già ma non ci sono più strade Io che chiuse. non faccio mamma fate, ti dico la Abbiamo verità. preso tutte le zone, quindi abbiamo esplorato tutti i punti. No, non tutti i punti, già ma c'è un'altra cosa da fare. Ah no, questi sono metalli, ok, non è una strada chiusa dalle pietre. Qui siamo andati e abbiamo aperto tutto. Strada da là, strada da Qui qua. ci sono. No, ce ne dobbiamo soltanto andare da qua. Ci abbiamo il sole alle calcagna, almeno abbiamo ancora 3 giorni di vantaggio. 2. Ci siamo potenziati, abbiamo tante cose, ma il problema è che siamo pesanti. Tenemos che ir. Sì, mo ce ne andiamo proprio subito. Allora, scienziato, abbiamo fatto il ponte. Abbiamo anche un'arma rispetto a quando siamo arrivati qui. Come ce ne cambiato andiamo tutte cose, adesso? Laboratorio di ricerca. Allora, dite Johansen. Dite un attimino. I have something for you. I used the illuminator on one of those strange Mo sei areas on the contento. surface. Mo sblocca i potenziamenti, quelli grossi, così mentre siamo in viaggio tu studi e ci potenziamo ancora di più. More like a projection of another dimension that became visible to me. Keep going.
Sta casando. And found something that could have been their core. And when Insomma, I mi used metti the un po' d'acqua. illuminator on Come it, no, certo. oh, I found some interesting specimens. Really? Specimens from the Interral. Did you secure them properly? Ho premuto A e li ho messi in tasca e li ho mandati qui nella stringa. I have to take them to my lab immediately. Vai, Let me vai, study them thoroughly. Jan, this is vai tranquillo. beyond my wildest Caccia dreams. tanti Oi. aggiornamenti. E ti sei pure ammutinato, Rare research stronzo. Wide open before me. Before us. I campioni planetari sono una risorsa rara e speciale rilasciata dopo la distruzione di un nucleo di vena in Teral. D'ora in poi troverai nuove e più avanzate aree di ricerca nel laboratorio di ricerca che richiedono campioni planetari. Faccia rucca! Porca buona. Allora, potenziamento tuta. Aumenta le capacità della batteria della tuta a 8 barre e la resistenza Sì. alle radiazioni al 20% e Sì, costa 1. Noi ce ne abbiamo 2. Questa già li vale. Allora, densità Luminator, aumenta la luminanza del Luminator del 25%. La luminescenza. Che cos'è la luminanza Vabbè, del va bene, luminetto? va bene. No, ma l'ho sentito come No, vocabolo. mi fa ridere il gioco di parole. Luminanza E li del fai luminetto. fuori più velocemente. Sì. La portata La portata, vabbè. massima. Scudo anomalia più uno scudo contro le anomalie neutralizza le radiazioni dopo il contatto con... Questo ci sarebbe servito. Prima più che altro, sì. Blocca la possibilità di produrre rapidamente cartucce per perforatrice, batterie per tute e caricatori di scudi fuori dalla base. Ok, una crafting table portatile. D'emergenza da fare fuori. Va bene. Economia. Ancora. No, lo stanno questi. Avamposto avanzato per metalli arricchiti. Sblocca un avamposto minerario avanzato per metalli arricchiti che funziona più velocemente di uno normale del 30%. Materiali non metallici. Efficienza non metallica. L'estrazione di minerali, rapidium e sostanze più veloce. Non male. Questo però già di base si adatta ai modelli che abbiamo, quindi questo per i metalli. Però questo è proprio, prenderlo questa è un po'. farma velocizzata, così. Dobbiamo iniziare a sistemare la nave nella prossima zona e metterci depositi grandi, così da immagazzinare un bel po' di cose. E poi c'è base. E poi c'è base. Base solo 2, però... Magazzino grande. Leggo una cosa bella. Sì. Proprio. Sblocca il modulo di stoccaggio grande con una capacità di 700. Un modulo di stoccaggio grande è 3 Questo è volte, l'unico problema. 3 volte più largo di un modulo di stoccaggio piccolo e la sua massa è pari a 140. Che sblocca un modulo schermante dalle radiazioni che rende più efficaci e più efficienti i filtri per le radiazioni. Come? Con un numero sufficiente di schermanti, i tuoi filtri non dovranno mai essere sostituiti. Sì. Aspetta un secondo, però. Ma Questo risolve un problema enorme. Allora, col primo aggiornamento no, con uno no, ce No. ne vuole più di uno, però lo di già questo che di meno abbiamo il problema dei filtri. Io questo, appena finisce queste 2 ricerche, che io staccherei immediatamente perché al momento Sicuro? non ci servono, Vabbè. mettiamo questa, Quindi ci piace. tu inizi a fare questa qui. Magari da tutta, vero, pure, lo sai. No, lo con la tuta possiamo ancora riuscire a fare, No, visto che noi al momento li stiamo mandando comunque a prendere i metalli fuori, Sì. che il 15% li prendono più velocemente, pure Quale che ne vuoi mandiamo mettere 3. Ci vuole prima questo e poi questo, poldati. Scusa, metti quello per i metalli normali. Avamposto metallico fortificato. Quello tutto a destra, Questo qua, Questo è solo per i minerali. che non è male. Però, Questo qua, da un lato, è pure migliore, perché questo prende solo i metalli. Sì, questo sì. Questo prende il 40% più velocemente e ci fa sbloccare questo qua, quindi doppio bonus. Questo sì. Questo però funziona per il rapidium, materiale organico, che è quello che serve per il cibo È e minerale. per fare le carote e minerali. Questo aumenta del 40. Facciamo quest'altro qua. 6 ore e 6 ore, a posto così. Ok ragazzi, Se ne andiamo? il momento è giunto. Finiamo in bellezza? Allora ragazzi, nel frattempo, visto che non dobbiamo prendere più cose fuori, tecnico manutenzione, tu fai qua. Tu stai facendo i kit di riparazione per lui e ripari l'autostrada. Abbiamo 2 filtri.
fai con quest'ordine qua. Queste poi ce le troviamo più Sì. avanti. Nella raffineria c'è questo, quindi basta che mettiamo qualcuno nella raffineria e mettiamo il minatore a sto punto, e che ce ne dobbiamo andare. Tu mo devi restare qua dentro. Si parte, Gianmarco. Si parte. Forse. La spada è arrabbiata. Ehi, ragazzi. No? No. Ma che ci fanno gli scherzi, Gianma? Perdonami. Forse il fatto... C'è bisogno di 358 materiale organico. Quindi noi dobbiamo fare... No, lo zii, si fa così, guarda, così stacchiamo anche giusto in tempo. Si fa passare sto pochino di tempo velocemente. Ce la puoi fare un po' di monete. Noi mo dobbiamo solo prendere il materiale e andarcene. Le cose ce le farmiamo tutte nella zona nuova. Vai. Noi mo un po' di materiale organico lo prendiamo dalla raffineria con questo. Un po' lo prendiamo noi qua e ce n'è 328. 358. 349 perché ce l'hai 9 di base. C'è qualcosa che lo sta consumando, aspetta. No. Houston, non stiamo messi male, ma non stiamo messi benissimo. Il botanico si è ferito in un incidente nell'officina. No, Mandate all'infermeria, botanico, porca la miseria. Mandate all'infermeria. Ma è qua. Scusa, Non sto capendo. forse già sta andando lui. Aspetta. Sì, si sta spostando. Starà andando lui là a riposarsi. Speriamo. Vabbè. Allora Gianmarco, noi andiamo a dormire. Sta succedendo qualcosa sotto. Dovevamo intervenire forse per fare. Ehi, ragazzi. Che cazzo è successo? Shit, man, what happened in the workshop? I don't know. I heard something, wanted to check it. Next Questo è un thing I problema. know, I woke up on the floor. No, la terza. La prima me l'ha presa per il culo. That must Vai, have been quite a la trasso scare. subito. Dovevo attivare i voti, mi Hope sono it doesn't happen scordato. again. Yup. I will definitely have nightmares about this place, but that's life. No, perché lui è tranquillo, non c'è bisogno di dargli addosso, se no si demoralizza. Ok, si è rotto il macchinario, però vabbè, ma il tecnico sta facendo il tecnico e quindi ripara un pochino la situazione. Quindi lui mo adesso lo mettiamo. Ma perché non so? Forse starà andando da solo, non lo so, forse ci vuole un medico, Camera stagna vicina, no. Vabbè. ma non Vediamo possiamo fare domani, niente. dai. Allora, Gianmarco, noi andiamo a letto, ci spegniamo, per oggi abbiamo finito qui. Domani possiamo usare la giornata, prendiamo quante più risorse possibili. 2 giorni all'alba, Gianmarco. Ci siamo. Allora, Gianmarco, l'obiettivo è chiaro? Sì. 358 di materiale organico, dobbiamo cercare solo di non farlo spendere agli altri. Dobbiamo togliere qualunque cosa si stia facendo, dobbiamo cancellare tutto. E mo al momento lui li prende da qua, dalla raffineria, lui si tira fuori questi e mo non li usa più. Nell'officina non ci abbiamo nessuno. Noi dovremmo fare semplicemente così, e aspettare lui che durante la giornata fa cose e noi possiamo andare ad ammazzare qualche entità in giro, prenderci un po' di rapidium e qualche materiale così, che comunque lo stiamo accumulando. Nel frattempo ci abbiamo tutte. Cosa succede all'alba? Quando finiscono i giorni il sole ci ammazza tutte. Allora, il sole si sta per avvicinare troppo al pianeta e
per come è messa la situazione, nel momento in cui ci raggiunge noi saremo bruciati vivi, mettiamola così. È game over. Dobbiamo raggiungere la base della compagnia per cui lavoriamo, dove dovrebbero arrivare dei soccorsi. Il primo problema era il ponte, ma tu vuoi fare che mo passiamo il ponte e non succede niente più, Gianmarco? È ovvio No, che il ponte crollerà e va a finire nella lava. Ma guadagniamo dei giorni dagli spostamenti e dobbiamo fare solo delle giornate vivendo Bravo. all'Arefantazio all'interno della ruota. Arriviamo nella zona nuova e ci abbiamo tutti i posti nuovi da esplorare e altre cose penso da sbloccare a questo punto. Quindi ragazzoli belli, buonanotte a tutti, noi ci vediamo domani penso tranquillamente. Nel frattempo buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi.